Ciao ragazzi, oggi farò un trucco per la primavera. È un trucco facile che qualsiasi persona può fare perché in realtà non è un trucco, è solo occhio. E dai, cominciamo, è più facile. Prima dovete mettere questo qua. Ah, non ho fatto le unghie. Right brown, mi sa, in questa linea qua degli occhi, sotto il supercilio. Ti metti bene, poi qua dentro, e adesso dovete sfumare bene per lasciare quasi niente, che questo qua è solo per dare un po' di luce, diciamo, non è per... e poi che lascia il disegno del supercilio più carino, più bello. La luce non aiuta tanto. Dovete mettere lui pure dentro, qua come conosciamo qua nel Brasile come linea d'acqua. E poi tu mi chiedi, ma perché hai questo? Questo qua è soltanto per non sbagliare. Sempre quando tu non sai fare questa linea qua, lo lasci uscire troppo, lo metti questo, che così non sbaglia mai. Sembra un mostro. Vabbè, per questo che è meglio fare un occhio per volta, però. Adesso mettiti questo qua della MAC, non so che colore è questo, perché non c'è. Vabbè, mettete in fondotinta per fissare. Non era questo che volevo usare, però ho preso già lui. Per fissare il colore, giusto perché questi colori che sto prendendo oggi sono dei colori un po', diciamo che troppo chiari, sono più difficili di che si attaccano, diciamo così, alla pelle. Adesso prendete, io voglio fare un occhio per volta nel meglio. Dovete prendere un colore, sarebbe più il colore della pelle, dici pelle bianca, no? Questo qua va bene. Sto usando questa paletta qua perché è quella che ho. Io lo metto, vabbè, metto questo pennello, questo che mi prende qua. Preferisco mettere col dito. In tutta la parte mobile degli occhi. Io farò il più veloce possibile perché devo uscire. Devo uscire. Ecco. Come io non ho trovato... scusate, era davanti. Ecco, potete mettere qua senza paura. Non ho trovato il colore di ombretto, quello che volevo per fare questo contorno qua dell'occhio. Io prendo un blush che sarebbe questo qua, Harmony della MAC, perché è quello che mi ha fatto venire il colore più simile. Prima prendo un pochettino qua, lo metto
metto in questa zona e poi vengo qua. Soltanto fino a qua, non venite troppo a fondo. Adesso che mi gratta gli occhi. Questo è un altro adesivo per fare queste cose meravigliose, perché è più facile di non sbagliare. E poi tu puoi sfumare bene qua senza problemi, senza paura. Ok, ho fatto. A me mi piace perché questo marrone lui succhia un po' per il rosa, no? Aspetta, sono dimenticata di mettere il contorno del naso. Io sempre faccio il contorno del naso con il dito, che per me nella mia opinione risulta meglio che con il pennello. In me mi lascia un effetto migliore. Sono strana io? Non lo so. Vabbè, non posso perdere troppo tempo con questo. Adesso io prendo un colore rosa, un po' marroncino, un po'... questo qua va bene. Un po' prendo un pochettino di quest'altro, un po' rossino. Per non mettere troppo metto un pochettino così, veloci, un pochettino così, veloci. Adesso con lo specchio, ecco, ho fatto. L'ho fatto. Dopo di questo prendo adesso un marrone un po' più scuro. Questo qua va bene con il pennello. Un marrone un po' più scuro, questo qua per me va bene. Questo pennellino qua e lo metto qua. Tu puoi non credere, però questo qua è uno pennello di scuola. E lo faccio solo un pochettino più qua. Va bene. Se tu hai l'occhio, guarda che non vado di fondo. L'occhio fondo. Adesso prendo un po' per qua, poco poco. Sto nell'occhio fondo. Non hai bisogno di mettere in nero. Io li ho un po' fondo, però come li voglio far vedere come si fa, metterò. Prendo un pennellino così, prendo il nero e cosa faccio? Trovo sempre, lo vado a fare questa linea qua
dopo di fare la marcazione, io preferisco sfumare con un altro pennello più grande. Ecco. Ok, poi se ha bisogno lo faccio in sfumatura meglio, però non voglio perdere troppo tempo con questo qua. Va bene, prima di togliere il nastro adesivo, perché ho visto troppo lungo, perché sto facendo tutti e due occhi, non dovevo fare. Io prendo il liner, io non mi ricordo il nome di questo, è un brasiliano, io lo voglio mettere, è un po' troppo lungo, non lo lasci il filo troppo fine. Come potete vedere quello colore di base è un po' più come la colore di perlo, sai? Però questo qua per mettere il liner è la migliore cosa che avete fatto. I pennellini così sono il meglio per chi non lo sa mettere. Il nostro adesivo, per chi non lo sa usare pure, va a salvare qualsiasi persona. Ok. Tolgo 1, 2, non è ancora pronta, magari, però adesso sarà più veloce. Prendo un pennellino fino fino, adesso facciamo, io voglio fare qua in blu, prenderò questo blu un po' forte, a me mi piace tanto il blu. Tu puoi fare con qualsiasi colore che vuoi, blu, viola, non so, qualsiasi colore che vuoi. Se vuoi puoi mettere pure una matita sotto penso io forse. E adesso un otto blu più scuro, tutti questi scintillanti per me. Più scuro tu lasci più ancora dentro. Più fondo ancora. Perché così il colore più chiaro sarà più fuori, più scuro più fondo. Bene. È un po' strano qua il sistema. Io vado a sistemare il liner e mettere la mascara e ritorno per farvi vedere come
sarà finito. Eccomi qua, l'occhio finito. E per la primavera, forse se non ti piace questo blu troppo forte potete mettere un verde o forse dei colori che non hanno un po' tanta forza, mette un po'.